Ricordare e onorare le vittime del Vajont vuol dire prima di tutto trarre una precisa lezione da quella tragedia. Ogni intervento dell'uomo deve rispettare l'equilibrio ambientale in un percorso che non può prescindere dal coinvolgimento attivo delle istituzioni, della comunità scientifica e dei cittadini. Impegnarsi quotidianamente per prevenire il rischio idrogeologico significa onorare le vittime. Lo ha affermato la Presidente della Regione, Deborah Serracchiani, a margine delle celebrazioni religiose che si sono tenute nel cimitero di Fortogna per il 50° anniversario della tragedia avvenuta la sera del 9 ottobre del 1963 con la frana nel lago artificiale della diga del Vajont che provocò una gigantesca onda che distrusse i comuni di Longarone, Derto e Casso. A 50 anni dalla tragedia del Vajont, ha aggiunto la Presidente Serracchiani, la memoria dolorosa va prima di tutto ai quasi 2000 morti, alla strage umana, sociale e ambientale di due intere comunità, quella di Longarone in Veneto e di Erto e Casso in Friuli Venezia Giulia. Il cordoglio però non basta se non si ricorda che quella tragedia non fu un evento naturale, non fu una fatalità, ma un disastro provocato da precise colpe e responsabilità umane. Presidente Serracchiani, a 50 anni dalla tragedia del Vajont la ferita è ancora molto aperta. Ma assolutamente, lo è sicuramente per questa gente, lo è per i sopravvissuti, ma lo è soprattutto per un paese che deve capire che non si possono commettere irresponsabilità come quella che è accaduta qui. Il rischio idrogeologico è ancora un rischio per tutto il paese, speriamo di poter fare un investimento anche al di fuori del patto di stabilità come hanno chiesto le regioni. Da parte anche delle autorità ecclesiastiche è giunto un chiaro invito alla società proprio di rivalutare quello che è il rapporto con l'ambiente. Sì, un invito a non dimenticare e quindi ritrovare un nuovo modo di convivenza con la natura, ma soprattutto qui è stato detto con chiarezza anche dal Vescovo che siamo di fronte comunque ad una responsabilità dell'uomo e non possiamo dimenticarcene. La natura fa la sua parte, ma è l'uomo che qui ha sbagliato.